Il 26 settembre 1894, dunque 130 anni fa rispetto al momento in cui pubblico questo video, scoppiava, con la falsa accusa di tradimento e spionaggio a favore della Germania rivolta al capitano alsaziano di origini ebraiche Alfred Dreyfus, uno dei casi giudiziari più clamorosi della storia. Solo nel 1906, dopo innumerevoli sofferenze, fra cui la detenzione sull'Isola del Diavolo nella Guyana francese, Dreyfus sarebbe poi stato scagionato, prosciolto e reintegrato nell'esercito. L'enorme risonanza dell'affaire Dreyfus radicalizzò a cavallo tra 8 e 900 la funzione politica della ideologia antisemita, e questo attraverso l'uso di antichi e moderni stereotipi. E innumerevoli sono state le ricostruzioni storiche, i romanzi, i documentari, le rappresentazioni teatrali, i film dedicati all'affaire Dreyfus, peraltro riportato all'attenzione del grande pubblico nel 2019 da Roman Polanski con il film L'ufficiale, la spia, il cui titolo originale è J'accuse, perché proprio così si intitolò, il 13 gennaio 1898, un editoriale del quotidiano socialista parigino L'Aurore firmato da Émile Zola. Secondo Zola, quella tumultuosa vicenda rappresentò, disse proprio così, uno schiaffo supremo a qualsiasi verità e giustizia. Il grande letterato francese accusò in primo luogo gli alti gradi militari e i vertici politici, persecutori di Dreyfus, capro espiatorio quest'ultimo dell'antisemitismo nazionalista dell'epoca, in un contesto segnato anche da un diffuso fanatismo clericale. Zola subì insulti, diffamazioni, processi e, per evitare la prigione, anche l'esilio a Londra. La sua stessa morte nel 1902 pare che non sia stata incidentale. In ogni caso, la stampa nazionalista e antisemita alla sua morte esultò senza ritegno. Egli comunque aveva previsto che nessuno avrebbe potuto fermare quella che chiamò la verità in cammino. L'articolo ebbe enorme risonanza e di quel caso si parlava ovunque, anche in Friuli. Ecco qualche esempio. Nel giugno 1899 un inviato del mensile ebraico piemontese Il Vessillo Israelitico testimoniò dell'interesse per il caso Dreyfus sino ad Ampezzo, in mezzo alle Alpi Carniche, e scriveva: un paese perduto fra i monti, il più lontano dalle comunicazioni, tanto che i giornali di Roma giungono qui dopo 24 ore. L'estensore dell'articolo sottolineò che quei giornali erano attesi dai paesani con la smania più febbrile, tutti entusiasmati per lo svolgimento dell'affare Dreyfus. E aggiunse: ho girato tutto il Friuli e tutto il Trevigiano, cioè le province di Treviso e di Udine, e nessuno può immaginare quali sensazioni io abbia provato sentendo tutti, ricchi e poveri, professionisti e villani, preti, frati, atei, tutti, dico, essere dreyfusisti, cioè favorevoli a Dreyfus. Sempre nel 1899 la stampa udinese definì bella e stupenda l'iniziativa promossa da Maria de Sibert, collaboratrice del giornale di Udine. L'iniziativa era quella di inviare alla famiglia Dreyfus una lettera di solidarietà firmata da quasi 500 cittadini, diceva così, senza distinzione di partito. L'intento era quello di chiarire a tutti che Dreyfus non apparteneva più né agli ebrei né ai francesi, bensì alla religione che vuole il vero e il giusto e dunque apparteneva al mondo intero. Giorni dopo, un'altra collaboratrice dello stesso giornale, Elena Fabris Bellavitis, e si noti la presenza attiva di donne all'epoca sulla stampa, ribadì la necessità morale di attestare la nostra simpatia all'infelice che ingiustamente tanto sofferse. La de Sibert esultò allora scrivendo che Udine è sempre Udine, Udine la buona, la grande, capace di unirsi concorde e unanime dove il cuore è chiamato ad esprimersi. Inoltre anche da parti lontane d'Italia, friulani e friulane scrissero alla stampa udinese per appoggiare l'iniziativa nell'attesa della sospirata fine del doloroso dramma, si scriveva. Un dramma che prolungò poi purtroppo la sua ombra
sui decenni successivi fino alla Shoah nella quale trovò la morte ad Auschwitz anche una nipote di Dreyfus, Madeleine, esponente peraltro della resistenza francese. Se da un lato la stampa laica e liberale difendeva Dreyfus, dall'altro quella clericale lo prendeva di mira, esprimendosi spesso in modo a dir poco imbarazzante. Il traditore Dreyfus, secondo certi articolisti cattolici, era un esempio eloquente fra i mille dell'avidità degli ebrei. Imitando Giuda, si aggiungeva, egli faceva semplicemente il suo mestiere di ebreo. Ovviamente, come si può vedere dal cenno fatto sopra, nel paese di Ampezzo in Carnia, non tutti i religiosi la pensavano così. E sappiamo che oggi, grazie a Dio, la posizione della Chiesa di Roma è di tutt'altro segno. Resta il fatto che spunti come questi sono indicativi del torbido clima di quegli anni. Attenzione però, perché il torbido non manca neppure oggi. Tempi, modi e soggetti cambiano, ma il fenomeno ancora persiste ed è molto, molto preoccupante.